Sì, credo fosse anche il momento opportuno e giusto e quindi c'è stato anche un numero anche significativo anche di qualificato di presenze e quindi poi in definitiva la presenza sia dell'ingegnere Vernizzi che dell'assessore Chisso hanno fatto un attimo il punto su quello che è lo stato di attuazione dei lavori della Pedemontana, l'iter legato all'individuazione del promotore per quanto riguarda la Valsugana e anche importanti notizie relative alla Bretella Ovest. Ma credo che la novità importante e significativa, visto la situazione di un non accordo sul tracciato da parte dei comuni di Rosà e Tezze, sia significativo che l'annuncio appunto fatto dall'assessore Chisso dell'introduzione di questa opera in legge obiettivo permette poi che in mancanza di un accordo tra i due comuni sia l'ente superiore che individua e decide chiaramente il tracciato. Su questo c'è anche la novità di un finanziamento chiaramente che sicuramente non permette di completare l'opera ma permette di intervenire per stralci funzionali e questo è un ulteriore e importante risultato per il territorio.